Totò Pennica in questa fase non solo gli assessori designati ma anche i consulenti a titolo gratuito che potrebbero dare una mano a lei qualora dovesse vincere. Totò Pennica porta le idee al capezzale di una città che è moribonda. Il professore Leonardi è professore alla LUISS, è stato chiamato dal governatore lombardo per attrarre finanziamenti europei. Nella sua stanza negli anni '80 alla London of Economics c'era il filosofo Karl Popper e quindi bisogna chiamare le energie a costo zero, però che hanno poi una ricaduta sul territorio. Questo è lo spirito di Pennica, libero, intraprendente, che guarda lontano per questo Agrigento. Professore Bob Leonardi, ecco, come pensa di poter dare il suo contributo alla causa Agrigento attraverso Pennica per cercare di intercettare i fondi comunitari? Beh, prima cosa di studiare i problemi, poi fare una graduatoria delle priorità e poi agire sui nuovi fondi che verranno nei prossimi anni. Cosa l'ha spinta ad accettare questa sfida? Ma il fatto è che qui c'è da lavorare e a me piace lavorare. E Pennica oggi è bersaglio di una critica sferrata dal segretario provinciale del PD. Mi aspettavo che prendesse le distanze da Vittorio Sgarbi, che ha comiziato ad Agrigento a suo sostegno, dice Emilio Messana. Le parole pronunciate dall'ex sindaco di Salemi, secondo cui non ha mai incontrato la mafia o che la mafia non condizioni la politica, sono inquietanti e gravi perché idonee a trasmettere un segnale di abbassamento della tensione antimafia che nessuno dei protagonisti della competizione elettorale può minimamente permettersi di assecondare, ammonisce Emilio Messana, e Totò Pennica replica così. Emilio Messana sa qual è la mia idea. Lì dove c'è la illegalità va denunciato e quindi non c'è nessun condizionamento nei confronti di Pennica da parte di nessuno, men che meno da parte della mafia. Sgarbi è un personaggio. Messana scriva direttamente a Sgarbi. Per quanto riguarda Pennica ha due direttrici: legalità, legalità, legalità.